Sapete che vi dico? Io mi guardo l'Atalanta perché noi abbiamo bisogno di un po' di calcio. Perché non se ne può più. È una situazione così. Ci guardiamo il Papu. Parla come il Papu. E cerchiamo di fare commento tifoso neutrale quasi. Perché un po' vado in freva che l'Atalanta va ai quarti, devo dire la verità. Però se la sono meritata. E quindi non la meritavamo anche noi molto spesso. Ma purtroppo noi siamo stati sfortunati. Un po' di calcio. Forza! Dà la sensazione di un amichevole, eh? È brutto però, Camma fa? Ma questi cori che si sente in lontananza, chi li sta facendo? Lo staff dell'Atalanta, del Valencia. Senti. Ah, e c'è il rigore subito. Quindi li mandano dagli altoparlanti, che vergogna. Cioè si sente il respiro dell'attaccante, è una roba incredibile, mai vista. Centrale. Maron! Bello! Ha molto apprezzato anche da Carlo Ancelotti. Non si parla di Carlo Distruggiotti. Mamma mia, fanno delle cacate questi in difesa. Certo è la questione, quando uno dice il mazzo, sì, l'Atalanta si sta meritando questo passaggio, però il mazzo di trovare un'avversaria così poco importante, voglio dire, giocano veramente maluccio, non vedo soluzioni, non mi sembrano organizzati bene. Non lo so, guarda, non si muovono. Cioè, se hai pressato il primo portatore di palla e nessuno fa movimento, sembra il calcio di Liquidotti. Si fanno anticipare una continuazione. Gliel'ha ridata. Ha fatto piede a piede. In realtà mi annoio, ragazzi. Fate un gol qua, almeno, così un po' di freschezza. Hanno il pericolo, una cosa del genere. Voglio vedere una gamba frizzantina, una cosa così. Mi manca pure Gattuso tantissimo. L'ha persa! Il gol! Vedi? Una fesseria in difesa, perché non hanno annusato il pericolo. Non hanno fatto bene le preventive. No, non è fuori gioco. Caressa. Come l'hai tirata, ma questa è chiacchieraggine alla Insigne. Attenzione. E che sei Fabian Ruiz. Ah, brutto Condombia, come sei scarso. Ah, continua il portiere, schifo. Attenzione, guarda come protesta. L'hai visto, Beppe? C'è poco da vedere, lo devi dare subito. Come i rigori nostri. Come siete facili, Caressa? È proprio volontari, tale e quale a chi nulla. No. Non voglio parlare più. Che bello sentire gli arbitri. On the line, don't touch anything. Thank you. Rispettosi. La devi angolare però. Lui mi ricorda. Esatto. Bel rigore. Sai chi mi ricorda? Ilicic. Più brutto però, con la sguessera. Questo qua, l'attore di Arrow. Sta su Netflix, l'andate a vedere. C'è solo un giocatore che ha segnato 13 gol nel 2020. Cristiano. È Cristiano, come è contento di dire è Cristiano. Il mio amico Cristiano. Vulata Ferni. È Cristiano. Mi manca Cristiano. Ragazzi, per il coronavirus mandare clementine. Sarebbero meglio aranci maschi. Però, in mancanza di meglio, un po' di vitamina C è sempre importante. Perché bisogna prevenire, non è che poi pigliato il sistema immunitario. Sono anche buone. Perché qua so che molta gente dice ma noi rimaniamo a casa, ci pigliamo diabete perché stiamo mangiando come pazzi. Lo so, bisogna trovare degli snack che sono salutari, altrimenti si ingrassa. In palestra non ci possiamo andare, è un macello. Scusate. I paragoni con Cristiano. Per forza parli Ronaldo. Per sempre, per forza. Proprio non ce la fai a non parlare di Ronaldo. Insomma, parlando delle cose nostre, ma non si sa ancora il fatto di Barcellona-Napoli, perché abbiamo stabilito che a Verona non si gioca. E quindi vabbè. Però quindi mo il Napoli deve capire se può entrare a Barcellona, perché la Spagna ha chiuso e non possono ricevere aerei dall'Italia.
Quindi se vogliono arrivare, che devono fare? O una cosa speciale, vabbè, voi potete trasivi, controlliamo all'ingresso. Oppure che devi fare? Devi andare in Francia prima e poi dalla Francia entri. Sembra un raggirare la cosa, non lo so. Porte chiuse, a quanto le ultime novità, perlomeno. Noi faremo sentire il nostro tifo anche da Napoli. Si sentirà il grido dei Champions. Sono convinto. Usciranno video che durante la partita, proprio video con fateli. Poi mandatemi i telefonini fuori al balcone e si sente The Champions tutto qua. No, sono scarsi. Meritano di uscire. Schifo Palomino, è la seconda schifezza che fai. Arriva. Almeno vediamo qualche gol. Siamo 3-6. Hanno fatto 2 gol fuori casa, l'Atalanta, hanno a vincere per forza. Devono fare altri 4. Si sentono anche dei petardi. Forse sono negli altoparlanti. Come siete scarsi. Bello Papu. Bruttissima. Un'attesa per una cosa bruttissima. Va bene ragazzi, per me la visione di questa partita finisce qua. Poi magari completiamo, facciamo un discorso di ipotesi, ma più tardi, perché io qui ancora non ci sono coprifuoco e c'è a faticare. Nonostante non mi faccia piacere lasciare il cantuccio, attenzione, Zapatone, il tiro di Ilicic murato da loro stessi. E quindi ancora si deve fare, soprattutto perché io temo che la situazione coronavirus arriverà qua anche, e quindi bisogna sfruttare tutte le occasioni lavorative possibili fino a che si può, perché dopodiché ci saranno tempi duri specialmente per i musicisti, perché noi facciamo aggregazione e l'aggregazione non si può fare. Tra l'altro ho scoperto che assembramenti si dice con la R e non con la L. Io ho sempre pensato che fossero assemblamenti di persone che si assemblano, ma non è così. Ci vediamo tra poco. Io ma non lo so, questa fila si è poco collocamento. Di cosa si tratta? Molti di voi mi avete pure chiesto, facci vedere un po' New York, e oggi ne approfitto e vi faccio vedere un po'. La Gota Mall, io tra l'altro la Gota Mall ci ho suonato. Era una banca e adesso è una sala da concerti. Ci sono alcuni, ne ho contati una decina, con le mascherine, la metà cinesi, ma non lo so se uno ci fa caso pure un po' di più, perché vedi per esempio questo qua ce l'ha, questo qua davanti a me. Ma non è, io poi quando dico cinese intendo asiatico, perché non si può sapere. Però sì, qualcuno qua sta cominciando a pensarci, indubbiamente. Però non c'è ancora nessuna cosa collettiva, non c'è consapevolezza collettiva. E quindi praticamente Ilicic ne ha fatti altri 2. 4-3, poker di Ilicic, ma tutti quanti, dovevamo prenderlo noi, ma dovete ringraziare Distrugiotti che non l'ha voluto. Ma poi non è che ogni volta uno che segno uno a Marici se lo doveva pigliare il Napoli, è detto. Però va bene così, l'Atalanta mazzo nel sorteggio, poi il Lipsia passa col Tottenham. A me questo poi mi fa specie, perché sì, le due squadre, probabilmente le due più scarse insieme al Valencia, passano e che mazza, chissà l'Atalanta che ha Lipsia, capace che si trova in semifinale, di che stiamo parlando? È una roba imprevista, ma tant'è, ci vuole il mazzo nella vita, non si può fare altrimenti. Quindi voi mi accompagnate. Vedi un'altra ragazza con la maschera, non si è vista. E quindi adesso mi accompagnate in sala prova, vi faccio vedere. C'era un'altra, io mi giro. È più di quanto pensassi. Ci sono più persone che si stanno cominciando a rendere conto. Ma d'altra parte è così. Non ci puoi fare niente. Entriamo.
Questa sala prove si trova in questo palazzo all'ultimo piano, al 18° piano. Secondo me, in attesa del campionato, questi sono i video che devo fare, vi devo far vedere la città, lo trasformiamo in un vlog, vlog, Valerio Fluido, vlog. Oh, un po' di In chiusura, questa vittoria penso che vada dedicata al signor Andrea Agnelli, che ha detto: ma come poi l'Atalanta, a me non mi va bene questa cosa, che poi con me vanno insieme. Ehi, vanno ai quarti e se gli capita bene vanno anche in semifinale, non hanno la storia, e allora che fa? Se la sono meritata, e se la sono meritata, che volete fare? Tutte cose tra di voi, che avete la storia l'avete fatta perché l'avete fatta pure quando, ve lo ricordate quell'articolo di giornale, quella volta che la Juve retrocesse e andò in Serie A? Facevate gli imbrogli anche allora. Invece chi se lo merita se la deve fare la Champions League. Non è che vi volete fare il vostro campionatuccio tra le squadre blasonate. Shh, silenzio. E statevi accorti che si fanno playoff per assegnare lo scudetto, ne vedremo delle belle. Attenzione, attenzione. Da New York, Valerio Fluido è tutto.